Visita ieri di Don Franco alla moschea di Agrigento, sita in piazza Ravanusella, che ha coinciso con la fine del Ramadan. Ad accompagnare Don Franco anche Don Damiano, suo coadiutore, ad accoglierli l'imam della moschea Majoub Reslan e Azad bin Arbash, presidente dell'associazione Oltremare. Don Franco ha voluto recarsi alla moschea il giorno dopo il Ramadan, considerando che a breve lascerà la guida della diocesi all'arcivescovo Don Alessandro, che per l'occasione gli ha voluto passare il testimone di questa nostra amicizia, ha detto Don Franco, nell'auspicio che la stessa possa continuare a camminare insieme a voi per i prossimi anni. Don Franco ha altresì sottolineato come la presenza dell'imam durante l'ordinazione episcopale di Don Damiano sia stato un motivo di gioia, in quanto ha dimostrato come la stessa stia crescendo nel tempo. L'imam e la comunità hanno ben accolto Don Franco e alla fine ha anche donato un caffettano in loro ricordo, oltre che a un momento di convivialità. Con il nome di Allah il misericordioso, e pace e benedizione sul profeta Maometto e a tutti gli altri profeti, vi diamo il benvenuto in una casa del creatore che ci ha creato, e voi siete amici e fratelli e amici ammirevoli. نحن نسعى دائما في أن نبني علاقات طيبة مع إخواننا المسيحيين حتى نضع يدا في يد ونسير إلى الأمام ونرفع راية السلم والسلام داخل هذه القرية الرائعة الممتعة مدينة أجريجنتو. Noi siamo sempre alla ricerca dell'amicizia e del legame tra i nostri fratelli cattolici per un percorso di vita pieno di pace e benedizione e trasparenza. Quanto è importante questo momento di visita con il cardinale Don Franco? Sì, questo è troppo importante per gli amici, il vescovo, i cardinali, sì, amici di musulmani. No, musulmani, cristiani, dentro Agrigento, tutti fratelli. Per questo io farei mano con mano per loro. Il Ramadan è finito, cosa vuol dire per voi? Ramadan già finito, 30 giorni di digiuno, una bella mese di digiuno, di 5 di mattina fino alle 8 di sera. Oggi secondo giorno di Eid al-Fitr, e auguri per tutti i musulmani per Eid al-Fitr. Un dialogo che negli anni si è costruito con Don Franco e continuerà oggi con il nuovo Don Damiano? Allora, io qua per la moschea cerchiamo sempre la pace per tutti. È un momento importante per loro e proprio per questo rapporto di amicizia che c'è, essere vicini a loro in questo momento credo è proprio dirgli che questo cammino insieme può continuare. Non è la prima volta che vengo, sono venuto altre volte, abbiamo fatto delle attività in comune anche alla locanda di Maria. Quindi sono piccoli segnali in un mondo dove si combatte, basta pensare a ciò che sta avvenendo in Israele tra israeliani e palestinesi, in un mondo che si combatte si possono anche gettare semi di pace e di speranza, e se Agrigento diventa il luogo dove questa speranza cresce, credo che davanti al mondo diventerà un balcone importante. Il dialogo interreligioso quanto è importante in questo momento? Viviamo momenti drammatici, come lei diceva, tra palestinesi e israeliani, ma anche questi grandissimi flussi migratori che arrivano proprio da quelle parti. Ci sarebbe da dire tante volte le religioni possono separare, è la fede. E allora quando ci si riconosce credenti in un Dio, noi abbiamo il nostro, diciamo così, loro hanno il loro, ma veramente c'è la fede, là si può dialogare. Spesso i cristiani siamo stati vittime negli anni, nei secoli, di tante torture, ingiustizie e perseguitazioni. Noi sì, ma dobbiamo dire che anche loro. Quindi la responsabilità è comune. Abbiamo bisogno di perdonarci a vicenda, ma abbiamo bisogno soprattutto di trovare i motivi per cui camminare insieme. Negli anni, lei è tanti anni ormai che è qui ad Agrigento, come è cresciuta questo dialogo tra le due religioni, insomma una sua esperienza? Ma credo che non ci sia stato un progetto, c'è stato così come quando si è per strada,
si cammina insieme, ci si guarda, ci si conosce e intanto si continua il cammino e pian piano quel cammino fa diventare amici. Noi li sentiamo tali, loro ci sentono tali e questo è importante.